Salvati dalle acque ancor prima di nascere. È la singolare vicenda di questi piccoli pulcini di Cigno Reale, nati pochi giorni fa all'Ose di Fagagna, in provincia di Udine. Natali che i piccoli non avrebbero mai visto se non fosse stato per un intervento provvidenziale. Le uova che li contenevano, infatti, pronte ad essere covate da mamma Cigno, ai primi di aprile erano adagiate in un canale di irrigazione della campagna di Mota di Livenza. Canale però che con l'imminente apertura delle paratie sarebbe stato invaso dall'onda di piena dell'acqua, spazzando via il prezioso tesoro. Fortunatamente l'operatore del consorzio di bonifica, avvistato il nido e compreso il rischio, appena prima di compiere la manovra ha avvertito gli uomini del centro di recupero fauna selvatica della provincia di Treviso, il cui intervento è stato immediato e salvifico. Non potendo semplicemente spostare neanche di pochi metri il nido, operazione che avrebbe messo a repentaglio una normale cova e schiusa, le uova sono state rapidamente trasferite all'Osei Quadris di Fagagna e messe all'interno di un'apposita incubatrice. Il maggio seguente, 7 delle 8 uova complessive si sono finalmente schiuse e i pulcini di Cigno sono stati affiancati ad altri pulcini di oca, per loro come dei fratelli maggiori, che li hanno guidati alle mangiatoie e dal laghetto, dove hanno imparato a sguazzare nell'ambiente naturale seppur protetto dell'Osi e dove rimarranno fino alla comparsa del piumaggio. Con le ali potranno spiccare il volo ed abbracciare così la completa libertà.